TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Venerdì 2 agosto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro comparirà in Consiglio Comunale per chiarire la propria posizione in merito all'inchiesta che lo vede indagato insieme con alcuni tra i suoi più stretti collaboratori. Nei giorni scorsi l'opposizione aveva avviato anche una raccolta firme per richiedere appunto un Consiglio Comunale straordinario alla presenza del sindaco, il quale quindi riferirà con oltre un mese di anticipo rispetto alla data da lui inizialmente annunciata del 9 settembre. La convocazione è prevista per le ore 10, con inizio dei lavori alle 11 e si terrà a Cacollalto, sede del municipio di Mestre. La cronaca. Nella notte tra il 23 e il 24 luglio, 4 detenuti di nazionalità straniera nella casa circondariale di Venezia, Santa Maria Maggiore, armati di spranghe di ferro ricavate dalle brande, hanno seminato il panico nella struttura penitenziaria, mettendo sottosopra il reparto di appartenenza e distruggendo uffici, computer, registri, scrivanie, dato fuoco a lenzuola e giornali. Dopo un'attività di abnegazione del personale di polizia penitenziaria, la protesta è stata sedata questa mattina verso le 8. Le cause della protesta avrebbero fondamento nella richiesta da parte dei detenuti di essere trasferiti da una sezione che ospita circa una trentina di persone in un carcere che ne contiene in tutto 245, mentre la capienza massima è di 159 posti, è quanto riporta la stampa locale. Passiamo alla sanità. Nel tardo pomeriggio le esercitazioni di salvataggio in mare in presenza di un'imbarcazione a fuoco all'altezza della chiesa della Madonna dell'Angelo. In serata in piazza Vescovado dimostrazioni pratiche e informazioni utili con i medici e i sanitari dell'ULSS 4 per trascorrere delle vacanze serene. Domani giovedì 25 luglio si svolgerà un nuovo Health and Rescue Day a Caorle dell'ULSS 4 allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza e i turisti sull'importanza del lavoro svolto dal personale dell'emergenza urgenza e con esso mostrare l'efficacia dell'intervento coordinato con le forze dell'ordine. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Passiamo allo sport. Presentati oggi a Venezia i Festival per lo Sport Veneto 2024, progetto promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con il CONI nell'ambito delle iniziative previste dall'assegnazione al Veneto del titolo di Regione Europea dello Sport. A presentare il progetto Cristiano Corazzari, assessore regionale allo sport, Dino Ponchio, presidente del CONI Veneto, i rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte nell'iniziativa e le locali delegazioni CONI. Gli appuntamenti sono previsti a settembre. Noi di TG Plus eravamo presenti e abbiamo realizzato un servizio che potete vedere nei nostri canali social. Restate sintonizzati. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.